Un maniaco sessuale senza scrupoli, sarebbero 8 le vittime di violenze sessuali e abusi da parte di Ryan Vasti, il ventenne tunisino arrestato e finito in carcere a giugno con l'accusa di essere il molestatore della stazione di Padova che ha stuprato, minacciato e aggredito sessualmente 8 donne, tra di loro anche una minorenne. Concluse le indagini preliminari, si è scoperto che in un caso il giovane tunisino ha anche pedinato per mesi una delle vittime. I 7 episodi sono stati denunciati tra maggio e giugno di quest'anno, ma la sua prima vittima, l'8ª donna che lo ha denunciato, sarebbe stata pedinata per ben 9 mesi. Il tunisino è accusato di aver violentato una ragazza, spinta a terra in una zona appartata e costretta ad un rapporto sessuale, violenza avvenuta il 30 aprile scorso. Pochi giorni dopo, insieme ad un complice tuttora sconosciuto, ha invece stuprato una giovane dopo averla stordita con alcol e droghe. Stessa cosa per un'altra vittima, il 28 maggio. In un caso è riuscito a intrufolarsi in casa di una delle donne seguite in stazione. Il tunisino è stato arrestato a giugno per spaccio, ma la sua descrizione combaciava con quella del maniaco, da cui è scattata l'indagine. Il giovane deve anche rispondere di attestazioni di false generalità al momento dell'arresto, infatti aveva detto di essere minorenne.